Accusato di violenza sessuale da una studentessa, un professore di Castelfranco assolto perché il fatto non sussiste. Le prime parole dopo mesi di angoscia e la fine di un incubo. Delitto di varago, Elia Fiorindi, condannato a 10 anni sia in primo che in secondo grado, fa ricorso alla Suprema Corte. Il giovane accoltellò a morte il 17enne Aymen, era legittima difesa, dice il suo legale. Producevano armi bianche storiche in un laboratorio del Vittoriese, 2 denunciati, sequestrati 148 spade e pugnali. Vandali a Vedelago, colpite le giostre installate per la sagra del paese. Nel mirino la pesca dei cigni, alcuni minorenni hanno prima divelto la serranda, poi rubato pupazzi pregiati al suo interno. Dopo la kermesse del centrodestra a Padova, tocca al centro-sinistra di Giovanni Manildo serrare le file in vista del voto. In Veneto oggi Giuseppe Conte, Matteo Renzi e dell'Ischlein. Adesso a Mestre. Inaugurato il nuovo centro cultura dell'isola di Treviso per 3.000 pasti al giorno. In arrivo a fine gennaio anche una sala aperta agli anziani che vorranno pranzare insieme ai residenti. A Montebelluna si festeggia Angela D'Ameto, per tutti nonna Pina, che oggi ha raggiunto il traguardo dei 105 anni, prima di 14 fratelli per decenni, è stata punto di riferimento della comunità. Aperto il ponte votivo della salute con la benedizione del ponte di barche che collega riva di Santa Maria del Giglio con San Gregorio, partono ufficialmente le celebrazioni della Madonna della Salute. Venerdì la diretta su Antena 3 dalle 9:45. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Questi titoli dunque di Treviso, tanta la cronaca, ma andiamo subito a Mestre perché in questo momento sta parlando Elly Schlein, dopo Giorgia Meloni ieri a Padova per Alberto Stefani. Sentiamo allora, ha da poco iniziato a parlare Elly Schlein a Mestre per sostenere Giovanni Manildo. Sentiamo alcuni minuti del suo passaggio, del suo discorso. Ne hanno bisogno, adesso su questo qualcosa voglio dire, ma soprattutto, caro Giovanni, io ti voglio ringraziare perché sei stato la dimostrazione, voi insieme siete stati la dimostrazione che qui in Veneto non abbiamo fatto una campagna contro gli avversari o contro l'avversario. Primo, per una ragione banale, che ci hanno messo molti più di tempo di noi a trovare il loro candidato, quindi sono arrivati un po' tardi. Però volete mettere la differenza? Questa candidatura l'avete scelta voi in Veneto nel dialogo tra voi e non nelle stanze romane di risulta dagli equilibri complessivi fatti tra i partiti e i loro leader chiusi in una stanza a Roma per vedere come andavano le Marche, come andava la Calabria, come andava... Qui, l'avete scelto qui Giovanni e noi vi abbiamo accompagnato con grande convinzione in questo percorso, ma appunto il fatto che per tanto tempo non ci fosse il candidato avversario ha permesso di impostare questa campagna proprio non contro di loro ma per il Veneto che noi vogliamo costruire. E che Veneto è quello che noi vogliamo costruire? Ma è quello che mette al centro alcune priorità fondamentali. La prima, la difesa della sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti questa destra. Ma come si va a dire che in 30 giorni puoi fare una visita specialistica? Vuol dire non conoscere le condizioni di tante persone che sono andate nel privato se lo potevano permettere, perché non potevano permettersi invece di un'attesa troppo lunga. Anche perché le attese troppo lunghe vuol dire che non esiste più la prevenzione e le attese troppo lunghe purtroppo vuole anche dire aumentare le sofferenze delle persone. Hanno fatto, anche morire ogni tanto, sì, hanno fatto purtroppo un decreto propaganda l'anno scorso durante le europee che si chiamava proprio liste d'attesa e non ci hanno messo un euro. Ma come fai a raccontare ai cittadini che puoi affrontare le liste d'attesa che per una mammografia, una gastroscopia in alcuni luoghi sono di un anno e mezzo e che le puoi affrontare senza mettere un euro in più sulla sanità pubblica? Allora anche ultimamente mi sono scontrata con la Premier Meloni su questo, perché lei continua a rivendicare il più grande investimento della storia d'Italia sulla sanità pubblica. Aspettate, lei guarda il dato assoluto, ogni Premier prima di lei poteva dire esattamente la stessa cosa, ma c'è un motivo. Se la spesa nella sanità si misura in rapporto al PIL del Paese e quel dato da quando lei è a Palazzo Chigi sta scendendo fino ai minimi storici degli ultimi 15 anni. Allora io capisco che le si sia rotta un'altra volta la calcolatrice, ma la verità è che stanno smantellando la sanità pubblica in questo Paese senza nemmeno il coraggio di dirlo. Lo vedete perché dai dati emerge che anche con questa manovra le risorse che mettono in più andranno più verso il privato che verso le assunzioni dei medici e degli infermieri che mancano negli ospedali.
medici e infermieri che quindi a quel punto nei reparti svuotati fanno più fatica a lavorare, si allungano le liste d'attesa e sono anche meno sicure le condizioni di lavoro, è meno facile seguire da vicino un paziente se ne hai 15 da seguire perché sei da solo in corsia. Allora voi capite che davanti a questo noi dobbiamo dire una cosa netta: noi non accetteremo una sanità a misura del portafoglio delle persone, perché noi siamo affezionati a quella dell'articolo 32 della nostra Costituzione, che è universalistica, come l'aveva immaginato. Allora punta tutto ovviamente un tema caldissimo, quello della sanità. Elly Schlein, restiamo poi collegati, vediamo se riusciamo a prendere altri momenti del suo discorso. Ha iniziato proprio parlando di sanità Elly Schlein a Mestre. Fra poco ritorneremo alla politica, restiamo ovviamente collegati con Mestre, ma intanto andiamo avanti con la cronaca. La cronaca ci parla di la fine di un incubo, quella che lui stesso ha definito un incubo, quello di un professore di un istituto di Castelfranco Veneto che è stato assolto dal Tribunale di Treviso perché il fatto non sussiste. L'accusa pesantissima era quella di violenza sessuale e lo accusava una studentessa sedicenne. Mesi e mesi di angoscia, accusato di aver molestato sessualmente una sua studentessa allora sedicenne. Un professore sessantenne ha dovuto difendersi dalla denuncia presentata dalla giovane che aveva raccontato di essere stata ripetutamente palpeggiata al seno. Teatro della violenza sarebbe stata una scuola superiore di Castelfranco. Ora l'uomo è stato prosciolto con formula piena dal Tribunale di Treviso per non aver commesso il fatto. Dopo la soluzione si è rivolto verso i suoi legali. Ci ha ringraziato molto, più volte, e ci ha detto proprio papale, finalmente questa è la fine di un incubo, perché ovviamente era molto provato e in uno stato mentale abbastanza disagiato dopo questa esperienza. La vicenda risalirebbe al novembre del 2024, nel corso di una lezione di recupero. La giovane avrebbe raccontato alla madre di essere stata palpeggiata e molestata. Immediata la denuncia ai carabinieri. Da quel giorno è iniziato per l'insegnante una vera e propria odissea. Difeso dagli avvocati Marco Furlan e Elena Rebecchi, si è sottoposto al giudizio abbreviato davanti al GUP Piera De Stefani ed ha potuto raccontare la sua verità spiegando che non aveva fatto nulla. La ricostruzione fatta dalla ragazza, secondo i legali del professore, presentava delle criticità riconosciute anche dal giudice. Ha denunciato i fatti in un crescendo. Dapprima sembrava che fossero molestie o attenzioni particolari, per poi arrivare solo nell'audizione protetta a dichiarare che aveva subito dei palpeggiamenti al seno, uno dei quali durato addirittura 10 secondi. Quindi già qui vi erano delle criticità, per cui io e la mia collega avevamo un attimo alzato le antenne. A testimoniare poi una professoressa che avrebbe avuto la sedicenne l'ora dopo la lezione dove sarebbero avvenute le molestie. Dato alcun elemento di stranezza, diciamo, in questa ragazza, ma anzi ne aveva evidenziato l'entusiasmo per la lezione appena ricevuta dal professore. Diciamo che questo stato l'abbiamo ritenuto, e probabilmente anche il giudice, incompatibile con un abuso di qualche minuto prima. Ecco. Forse alla base di questa denuncia potrebbe esserci stata una sorta di vendetta per essere stata rimproverata dall'insegnante di sostegno. La fine di un incubo per il professore, che però porterà con sé una ferita difficile da rimarginare. Ancora la cronaca giudiziaria, parliamo però adesso del delitto di Varago di Macerata. Elia Fiorindi, condannato a 10 anni sia in primo che in secondo grado, fa ricorso alla Suprema Corte. Non è mai stata riconosciuta l'attenuante della legittima difesa. È questo uno degli elementi che ha convinto l'avvocato Fabio Crea a presentare ricorso alla Suprema Corte in l'ultimo grado di giudizio prima che la sentenza diventi definitiva. Fiorindi ha reagito alla rapina che stava subendo, spiega il difensore. La Corte d'Appello non ha tenuto in sufficiente considerazione, secondo noi, il fatto che fosse stato condotto in un luogo lontano e fosse stato aggredito dalla vittima con un coltello senza che lui lo avesse inizialmente impugnato. Fiorindi durante l'interrogatorio aveva spiegato di aver colpito la vittima, il 17enne Aymen Adda Benameur, per paura. E poi non è stato ritenuto neanche l'attenuante della provocazione, che a maggior ragione riteniamo sussistente nel momento in cui un ragazzo in quelle condizioni viene aggredito con un'arma. L'imputato è stato condannato a 10 anni di carcere sia in primo grado che nel processo di secondo grado avvenuto
avvenuto il 20 maggio scorso davanti alla Corte d'Appello di Venezia. Il delitto era avvenuto a Varago l'11 maggio del 2023. I due si erano trovati per la cessione di un panetto di 50 grammi di hashish che Fiorindi doveva vendere ad Aymen. Poi i due si sono affrontati perché la vittima non voleva pagare la droga all'imputato. A riprendere il grave fatto di sangue una telecamera che ha immortalato istante per istante il delitto. Video che dimostrerebbe come la vittima avesse aggredito l'imputato armato di un coltello. Successivamente sarebbe stato poi Fiorindi ad estrarre l'arma e colpire letalmente la vittima. Abbiamo ancora fiducia, ha detto l'avvocato Crea, di poter vedere riconosciuta in Corte di Cassazione se non la legittima difesa, quantomeno l'attenuante della provocazione che consentirebbe di ridurre ulteriormente la pena. Fiorindi è fiducioso e dice legale. E adesso torniamo a parlare delle ricerche che purtroppo hanno dato esito tragico, le ricerche di Angelo Tognolo, il 93enne che era scomparso nella mattinata del 10 novembre scorso a Lanzago, è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi nelle acque del fiume Silea, all'altezza della diga non distante dall'ex Chiari e Forti. L'anziano era salito su un barchino di fronte a casa e forse per un malore o una disattenzione era finito nelle acque del fiume Melma. Inutile l'allarme lanciato dal figlio, a cui non era rimasto che affidarsi ai vigili del fuoco per le ricerche. Per alcuni giorni gli uomini del nucleo SAF hanno scandagliato con i sommozzatori il corso d'acqua inutilmente. E qualche giorno dopo le ricerche vennero sospese. Oggi la svolta decisiva purtroppo con il ritrovamento del corpo e il recupero nei pressi del Civico 8 di via Macello. E poi la paura ieri sera a Montebelluna, dove una serata tranquilla si è trasformata in pochi istanti in un momento di grande tensione quando un'auto ha preso fuoco in via Dalmazia. Le immagini impressionanti, guardate. Momenti di apprensione in serata a Montebelluna, dove un'auto parcheggiata in via Dalmazia ha improvvisamente preso fuoco, trasformandosi in pochi istanti in un rogo che ha richiamato l'attenzione dei residenti. L'incendio è divampato intorno alle 19:20, coinvolgendo una vettura alimentata a gasolio. Le fiamme, alte e ben visibili dalla strada, hanno avvolto rapidamente il mezzo, accompagnate da una densa colonna di fumo nero che ha suscitato preoccupazione tra i passanti. Sul posto è intervenuta con prontezza una squadra dei Vigili del Fuoco di Montebelluna che ha provveduto a spegnere l'incendio in tempi rapidi, evitando che il fuoco potesse estendersi ad altre auto. Nonostante lo spavento, non si registrano feriti. Resta ora da chiarire l'origine del rogo. Al momento non è stato possibile stabilire cosa abbia provocato l'innesco. I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno effettuando gli accertamenti necessari per capire se si tratti di un guasto meccanico o di un cortocircuito. I carabinieri che hanno avviato le indagini tendono ad escludere che sia un atto doloso. Un'altra auto ha preso fuoco alla Piani invece di Treviso, proprio dietro la questura, forse a scatenare l'incendio, un cortocircuito che ha mosso un Opel Corsa da dove era parcheggiata, facendola finire contro la recinzione di una abitazione. Poi sono divampate le fiamme. Sul posto sono intervenuti 2 mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'auto. A supporto anche la polizia locale di Treviso che ha deviato il traffico fino alla rimozione della vettura. Ancora la cronaca, la Guardia di Finanza che scopre un laboratorio, una fucina meglio, dove venivano prodotte illegalmente armi bianche storiche, 148 tra spade e pugnali, accaduto nel Vittoriese. La riproduzione della spada della comandante della flotta della Repubblica di Venezia, vincitrice della battaglia di Lepanto, la spada dei cavalieri della guerra dei 30 anni e del gladio romano. Sono solo alcune delle armi bianche d'epoca riprodotte in maniera minuziosa e sequestrate dalla Guardia di Finanza in un laboratorio scoperto nel Vittoriese. In tutto 178 tra pugnali e spade, un'attività commerciale di vendita online di repliche di armi storiche sconosciuta al fisco. Il blitz degli uomini delle fiamme gialle presso il domicilio di 2 persone italiane. Ci siamo trovati davanti a una vera e propria fucina, un laboratorio completo di tutti quanti gli arnesi tecnici per la produzione di armi, completo anche di una fornace che serviva appunto proprio per far fondere il metallo, che successivamente veniva lavorato con incudini e martelli. Persone specializzate nel settore?
Beh, sicuramente la fattura di queste repliche è veramente notevole, sono tutte quante armi bianche e anche qualche arma da getto come archi e frecce, principalmente risalenti al XVII secolo. Durante la perquisizione è stata sequestrata anche della documentazione che permetterà alla finanza di individuare ed accertare il reale volume d'affari ottenuto con questa attività illecita. Le armi venivano commercializzate online. Sì, loro pubblicizzavano la produzione di queste armi, veniva proprio spiegata la modalità di fabbricazione e anche poi le caratteristiche dell'arma, che normalmente è una replica di famose armi d'epoca. I due soggetti che realizzavano le spade e pugnali storici senza la licenza prevista dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono stati denunciati alla Procura di Treviso per il reato di fabbricazione o commercio non autorizzati di armi. Restiamo a parlare della Guardia di Finanza, ma non per parlare di cronaca, ma per parlare del trasferimento e della operatività ormai della nuova sede alla caserma di Santa Maria del Rovere, alla caserma Salsa. Dal 24 di novembre, quindi dal prossimo lunedì, i nostri uffici qui alla nuova caserma Salsa saranno pienamente operativi anche per raccogliere le querele e gli esposti dei cittadini. Con la piena operatività della caserma a partire dal 24 novembre, anche il servizio di ricezione di esposti e querele della Guardia di Finanza, che finora era stato garantito nella vecchia sede della Piani, sarà svolto presso i nuovi locali della caserma Tommaso Salsa. La Guardia di Finanza di Treviso ha quasi completato il trasloco nella nuova sede a Santa Maria del Rovere, in via Salsa al Civico 12. Dopo l'avvio del trasferimento nei primi giorni di novembre, il nucleo di polizia economico-finanziaria è stato il primo reparto a spostarsi dalla storica sede di piazza delle istituzioni. Successivamente anche il gruppo di Treviso ha terminato il trasloco, rendendo operativa la nuova struttura. Passiamo da circa 1700 metri quadri di uffici del complesso Appiani ad oltre 2300, quindi avremo maggiori luoghi dove espletare le nostre attività e peraltro saremo anche ecosostenibili, perché riusciremo a produrre con dei pannelli fotovoltaici l'elettricità che ci serve per il funzionamento. Alcuni ultimi interventi logistici e amministrativi sono ancora in corso, mentre si stanno completando le procedure per liberare definitivamente il palazzo in piazza delle istituzioni e restituire alla proprietà gli spazi precedentemente occupati. Io immagino col nuovo anno potremmo inaugurare questa nuova struttura. Questo trasferimento segna un passo importante nella riorganizzazione delle forze dell'ordine in città e nella valorizzazione dell'area, che nei prossimi anni sarà oggetto di ulteriori interventi di rigenerazione urbana. Tutto il sedime della caserma Salsa sarà poi destinato, oltre che alla Guardia di Finanza, anche poi all'Agenzia delle Entrate e anche a un parco, uno studentato e per altre funzioni pubbliche. Per una sede che si rinnova, quella della Guardia di Finanza, c'è un allarme invece che riguarda il rischio chiusura della Polizia Postale di Treviso. A lanciarlo è il sindacato di polizia COISP. Purtroppo con il tempo piano piano è diminuito il personale della Polizia Postale e siamo quasi arrivati al punto della chiusura. Attualmente la Polizia Postale dovrebbe contare attorno alle 6 unità, 3 vanno in pensione e 3 hanno domanda di trasferimento. Quindi se andiamo a fare la somma, alla fine non resterà nessuno. Si sta presto a fare i conti dentro e fuori la questura di Treviso, dove la sezione di polizia postale non è mai stata così in pericolo. Il punto di rottura, dicono dal sindacato COISP, è vicinissimo, anche temporalmente. Possiamo parlare già dalla prima metà del 2026, i 3 che vanno in pensione. 3 persone cosa possono fare? Non possono fare anche come lavoro. Questione di operatività in ambiti criminali esplosi con l'evoluzione tecnologica. In principio era internet, oggi l'intelligenza artificiale. Berardino Cordone porta gli esempi più significativi di un'attività complessa. Fra i reati di pedopornografia e i reati di truffa, che sono in continuo aumento, vediamo i colleghi che stanno lavorando giornalmente anche con doppi turni. Quindi si arriva alle condizioni che se non arriva qualcuno, oltre a perdere il bagaglio lavorativo che è unico,
automaticamente i cittadini a chi si rivolgono? Solo nella Marca il servizio di polizia postale riceve tra le 30 e le 50 telefonate al giorno, richieste di aiuto che variano a seconda delle insidie, ma la questione risorse generale e oggi più che mai deve mobilitare politica e istituzioni. Bisogna fare in maniera che la polizia postale non chiuda, quindi bisogna che manda almeno quei 6-7 elementi per riuscire a garantire almeno il minimo del servizio al cittadino. Facciamo un appello al nuovo governatore affinché faccia in maniera di far arrivare il nuovo personale alla Polizia Postale di Treviso, facendo in maniera di far ripristinare tutta l'attività lavorativa prevista. Nei crimini online sono spesso coinvolti i giovani e i giovanissimi. Giovanissimi sono anche i vandali che hanno colpito Ave del Lago, colpite le giostre installate per la sagra di Paese, nel Minino la pesca dei cigni e poi anche i pupazzi che sono stati rubati, pupazzi pregiati, danni per un migliaio di euro. Sono trovato queste 2 serrande rotte, tutte fuori dalla corsia, tutte spaccate perché hanno tentato praticamente di allargarle con un ferro, non so che roba, le hanno tutte spaccate. E per terra praticamente ho trovato anche della merce della pesca. 1 migliaio di euro di danni tra la refurtiva e il ripristino delle serrande. Vandali a Vede Lago dove i giostrai, sapendo che nella zona girano spesso bande di ragazzini pronti a tutto per accaparrarsi degli spiccioli, hanno installato anche delle telecamere nelle loro attrazioni. A incastrare i responsabili del furto proprio gli occhi elettronici, se non che questi erano bardati al punto da non essere riconoscibili. Quello che è certo è che si tratta di ragazzi minorenni. E hanno portato via più la roba di valore, un po' di peluche di valore, insomma, della Disney, e un po' di scatole di pupazzi, di giocattoli. Sono riuscito un po' a sistemare, però le due persiane le devo cambiare praticamente, perché me le hanno scheggiate tutte col cacciavite. Fatti noti in paese situazioni che si ripetono, prese di mira infatti anche altre giostre. Certo, anche i pungible, praticamente i pungible dove tiri il pugnometro, hanno praticamente delle cassettine dietro dove prendi la moneta, che va dentro la moneta che tu butti dentro, e le hanno scassinate tutte. Sono dei ragazzini, ragazzini che vanno in cerca di giochi, non è che anche perché soldi nelle giostre non ne lasciamo, anche se hanno scassinato i pugnometri non hanno trovato neanche un euro. Io penso che qua c'è un problema proprio in paese. Ci deve essere una compagnia di ragazzini che appunto fa danni in giro, perché so che anche tutto l'anno ci sono danni sempre lì. Io ho scritto anche che se li vedo alle giostre che siano con i genitori. Torniamo per un attimo a Mestre. Abbiamo visto all'inizio il duro attacco di Elly Schlein alla sanità, sulla sanità, la questione sanità del Veneto. Sentiamo cosa sta dicendo adesso. Cosa hanno fatto? Sono arrivati e siccome non l'avevano fatto loro, hanno pensato bene di piantare una bandierina ideologica e cambiarlo. Ma ci hanno messo dei mesi e hanno partorito Transizione 5.0 che era talmente burocratica che su 6 miliardi di incentivi le imprese ne hanno chiesti meno della metà. Ora, già è stato un flop, ma per pasticciare ancora di più, prima che finisse hanno tolto troppe risorse e domani si incontreranno con le imprese, con la Confindustria per dire dove troveranno i soldi che nel frattempo hanno tolto. Allora, invece che fare queste mosse da dilettanti, perché non potevano andare avanti con i crediti di imposta di Industria 4.0? Noi proponiamo di tornare lì, perché le imprese hanno bisogno di continuità per programmare gli investimenti, perché voi sapete che cosa è sparito completamente? Allora, le imprese, la transizione di imprese, parleremo fra pochissimo, c'è lo spettro di un nuovo sciopero alla Benetton, l'assemblea di Confindustria Veneto Est e poi ancora la giornata politica, fra pochissimo. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso di sanità, di transizione quindi ecologica, di ambiente e anche di lavoro. Sta parlando Elly Schlein a Mestre in questo momento. Abbiamo fatto sentire alcuni passaggi del suo discorso nell'incontro per sostenere Giovanni Manildo che stiamo seguendo. Di lavoro parliamo adesso perché non sono soddisfatti i lavoratori di Benetton Group dell'esito del nuovo incontro che le segreterie territoriali di Filtem CGL, FEMCA CISL e Wiltec Will hanno avuto oggi con l'amministratore delegato Claudio Sforza. I motivi di fondo sarebbero sulla mancanza ad oggi dei dettagli del nuovo piano industriale e soprattutto sulla decisione presa un mese fa di applicare il contratto di solidarietà al 90% a un'ottantina di addetti sui circa 700 totali.
La misura era stata ridotta al 50% dopo lo sciopero del 27 ottobre scorso, il primo nella storia dell'azienda per ragioni interne, che vediamo in queste immagini, ma riportano i sindacati. Quegli stessi lavoratori sono stati nel frattempo assegnati a mansioni che per espressa dichiarazione dell'azienda stessa sono destinate a breve a sparire. Nel corso delle assemblee di oggi sarebbe stata proposta da parte delle maestranze una nuova iniziativa di sciopero di 4 o addirittura 8 ore, progetto momentaneamente congelato in attesa di un confronto che l'AD avrebbe annunciato di voler condurre con la finanziaria della famiglia Benettone, cioè Edizione. Quindi questo incontro tra Sforza e Edizione, da questo incontro poi si capirà se verranno confermato questo ulteriore nuovo sciopero. Vediamo se in questo momento, siamo sempre a Mestre, si è concluso l'intervento di Elly Schlein. Sì, allora in questo momento c'è sul palco, ci sono Andrea Martella, l'abbiamo visto, Giovanni Manildo e per la chiusura di questo momento importante per Giovanni Manildo, appunto, che ha avuto l'incontro con Elly Schlein, che ha chiuso, diciamo, la campagna elettorale, lo sta chiudendo insomma in questi giorni la campagna elettorale del centro-sinistra, quindi è il momento delle foto di rito anche con i candidati e con Giovanni Manildo. Restiamo però sul tema del lavoro, perché oggi è stato anche il momento dell'assemblea importante generale di Confindustria Veneto Est 2025. Il tempo delle scelte è stato il tema, il titolo dell'assemblea generale che abbiamo seguito, se avete visto, nel telegiornale del Veneto con la nostra Marta Zatta. Competitività, PNRR, energia e la questione settentrionale, i temi al centro della discussione della Presidente Paola Carron, che sentiamo. Il titolo è il tempo delle scelte che dovranno fare anche, che dovrà fare il futuro Presidente del Veneto, visto che ci stiamo avvicinando alle elezioni. Sì, è il tempo delle scelte, diciamo che è capitato casualmente alcuni giorni prima di un momento importante. Quello che noi chiediamo è di portare la propria attenzione e quindi sugli investimenti legati all'innovazione, sul sostegno alle imprese, sul tema infrastrutture materiali e immateriali come esigenza di questo territorio. Chiederemo questo, di avere anche il coraggio di fare queste scelte in un momento storico particolare. Queste dunque le parole di Paola Carron. Rivediamo un secondo Mestre in questo momento. Ecco, in questo momento i candidati, vediamo Vanessa Camani a colloquio con Elly Schlein. Dunque, questo è il momento clou della giornata di oggi, con il campo largo, insomma, per il sostegno di Giovanni Manildo, ma torniamo in studio. Nella giornata di oggi non solo Elly Schlein, anche Matteo Renzi e Giuseppe Conte, quindi Italia Viva e Movimento 5 Stelle in Veneto per sostenere Giovanni Manildo. Partiamo da Matteo Renzi, da Italia Viva, nel servizio di Filippo Fois. Uniti per Manildo è la lista che dà cittadinanza nel centro-sinistra a chi dice meno tasse, a chi dice più sicurezza, a chi dice più valori. È un Matteo Renzi a tutto campo, quello che parla a Mestre a sostegno della candidatura di Giovanni Manildo alla guida della regione e nello specifico alla lista Uniti per Manildo presidente. Il Veneto, dice Renzi, è stato determinante per lo sviluppo italiano, ma oggi che per vari motivi la sua economia inizia ad essere in difficoltà, diventano ancora più evidenti le lacune politiche e amministrative di chi l'ha governato. Il Veneto non merita le prese in giro. Ieri Calderoli e Zaia hanno fatto finta di firmare una riforma sull'autonomia. Abbiamo a Roma il governo più centralista della storia. Si scrive Meloni, si legge Roma, e l'abbiamo visto anche per tutti quelli che volevano premiare Zaia. A Zaia hanno impedito non solo di fare il terzo mandato, ma anche di fare il ministro. Quindi vuol dire che a Roma non guardano di buon occhio il Veneto. Da Venezia a Roma, dalla regione al governo, il centrodestra si sta dimostrando incapace di offrire risposte, aggiunge Renzi, e sono i numeri a dirlo. Amici della Lega Veneti, ma vi rendete conto che avete il governo che ha aumentato la pressione fiscale al 42,8%? Nella coalizione che si presenta al governo della regione, la parola d'ordine è: occorre subito un netto cambio di passo.
essere la voce concreta di questo Veneto, la voce pragmatica del centrosinistra, e credo che in questa occasione stiano venendo a galla tutte le bugie di questo centrodestra che parla di continuità, ma molte cose non vanno. I dati mostrano che il Veneto è al di sotto della media nazionale come produttività, è un dato che gli industriali hanno bene sotto la lente. Penso che ci sia un bisogno di evoluzione, un cambio di passo. Ma non c'è solo l'economia a preoccupare. Secondo Renzi, le politiche del centrodestra si sono dimostrate fallimentari anche su quello che era stato il loro cavallo di battaglia elettorale, la sicurezza. La Meloni ha mandato 600 agenti di polizia e carabinieri in Albania a giocare a burraco e non li mette nelle stazioni o nelle realtà dove servirebbero. Meno carabinieri in Albania, più carabinieri in Veneto. Da Matteo Renzi a Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, tra Padova e Mestre, il servizio di Valentina Visentini. Possiamo dare un grande contributo, anche perché poi noi siamo per una crescita sostenibile, quindi compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente. Un tour in Veneto con 2 tappe a Mestre e Padova per parlare non solo di imprese, transizione 4.0, ma anche per sottolineare il contributo del Movimento 5 Stelle alla candidatura di Giovanni Manildo alle regionali per il centro-sinistra di Campolargo. Giuseppe Conte, dopo aver partecipato ad un presidio davanti la sede di Veneto Sviluppo a Mestre e prima di visitare il Competence Center di Padova, ha definito Manildo come la scelta più competitiva per la sfida in Veneto. Competitività che manca però alle imprese, ha poi detto il presidente Pentastellato, citando la Commissione europea che certifica che l'Italia sarà ultima in Europa per crescita nel prossimo triennio. Il Veneto inizia ad andare in difficoltà con un declino anche produttivo, abbiamo imprese che sono sommerse dal caro bollette, da una pressione fiscale molto alta, sono arrivati anche i dazi e in questa legge di bilancio, che è la quarta fatta da questo governo, non c'è uno straccio di piano industriale, addirittura non c'è nulla per le piccole e medie imprese. Ecco perché siamo qui anche per lanciare un grido d'allarme. Ritorniamo quantomeno a transizione 4.0, che contempla agevolazioni per le imprese che innovano, per le imprese che offrono sana occupazione. Oggi insomma è un po' la giornata del centro-sinistra, come è stata ieri quella del centro-destra con Meloni, Tajani e Salvini al Palageux, ma non sono mancati gli interventi proprio del centrodestra e sul centrodestra, con il centrodestra meglio di tutto, perché ad esempio questa mattina a Padova l'incontro con i costruttori di ANCE Veneto c'erano Alberto Stefani e ancora il ministro Salvini. È assolutamente fondamentale proporre un piano casa, l'abbiamo posto al centro della nostra agenda politica, che sfrutti anche le opportunità che ci offre la rigenerazione urbana. Oggi un giovane di 25 anni non può acquistare una casa, non può avere una casa d'affitti ragionevoli, è importante ripensare all'edilizia popolare, l'edilizia residenziale pubblica e garantire un'edilizia residenziale che tenga conto di questa emergenza. Importante per l'ANCE, l'associazione dei costruttori, anche risolvere il problema delle abitazioni per i lavoratori delle imprese edili, un fenomeno importante anche in regione. Stiamo parlando di staff house, cioè di case che devono essere dedicate per i lavoratori, cioè gente che ha già il lavoro, che ha già uno stipendio, quindi è anche abbastanza semplice da risolvere, perché possiamo incentivare la cosa cercando di andare a lavorare su quello che è la decontribuzione, cioè andare a trasformare questi investimenti che possono fare le imprese direttamente per questi vani abitativi che magari sono già in pace alle imprese, andando a creare questi costi interamente detraibili come se fossero dei beni completamente ammortizzabili al 100%. Presente all'incontro anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha ribadito come l'emergenza abitativa sia centrale per il governo e lo sarà anche per Alberto Stefani. Con Alberto Stefani abbiamo già concordato che uno dei primi tavoli che faremo non a Roma, ma andrò da lui in ufficio a Venezia, sarà sul piano casa regionale. C'è un tessuto sano, bello, di tante piccole e medie imprese in Veneto che stanno lavorando, perché abbiamo 20 miliardi di euro di cantieri aperti oggi in Veneto, sulle strade, sulle ferrovie, sulle case, sulle fognature. Pensiamo alle Olimpiadi, ad altri 3 miliardi di investimento fra Veneto e Lombardia sulle Olimpiadi, quindi conto di dare lavoro a tanta gente, e quante più case rimettiamo sul mercato,
quanto più gli affitti dovranno scendere. Ieri si è parlato molto della preintesa sull'autonomia per 4 materie, la firma a Palazzo Balbi, protagonista ovviamente la Lega in particolare oltre che il centrodestra, ma si è discusso a lungo di questa firma. In prima edizione oggi in diretta il candidato presidente dei Popolari per il Veneto lo considera un vero e proprio bluff. Sentite. L'ennesimo bluff preelettorale. Quante preintese ad ogni elezione sono state firmate? Ogni volta ci dicono firmiamo un accordo il cui contenuto poi è un contenuto che non c'è. È l'ennesimo slogan per una autonomia negata dalla stessa Lega, che non ha saputo gestirla nei tavoli romani. Oggi si firma questa preintesa, il cui contenuto è tutto da verificare, che viene rimandata a Roma dove ci sono almeno tre visioni di organizzazione dello Stato diverso, e quindi non si arriverà ancora a nulla per l'autonomia del Veneto e ci rimanderanno alla prossima elezione. La parata di ieri sera sono stati fatti proclami, temi nazionali importantissimi, ma oggi si vota nel Veneto. Certo. Mi dicano cosa propongono per la viabilità del Veneto, in cui gli imprenditori oggi vogliono mantenere la competitività del prodotto che non viene mantenuta. Cosa vogliono fare per le infrastrutture di banda larga? Cosa vogliono fare per la sanità? Cosa vogliono fare per l'assetto idrogeologico? È per questo che poi nascono movimenti come il mio, i Popolari per il Veneto, per dire dobbiamo oggi riportare la palla al centro. Una visione ovviamente opposta a quella dell'altro ospite di Eddie Kaliman in prima edizione questa mattina, e cioè il candidato per l'UDC Andrea Simeonato. Credo sia uno step importante per il Veneto che deve dare risposte concrete anche all'economia e ai problemi sociali. È uno strumento, direi, per servire meglio i cittadini. Ecco, veniamo da 15 anni dove l'amministrazione Zaia ci lascia un Veneto che ha dimostrato di saper amministrare bene, con serietà, con rigore e con capacità. Ecco, questo passo ulteriore che ci auguriamo che davvero si concretizzi per la fine della legislatura segna davvero un mettere le risorse a disposizione dei cittadini, dei bisogni dei cittadini. Dobbiamo passare dal dire al fare, dobbiamo arrivare alla concretezza. Ecco, questo credo sia il nostro obiettivo anche come UDC, di portare concretezza nella politica, e anche rispetto all'intesa che c'è stata ieri confidiamo che Stefani, avendo anche un'esperienza da parlamentare, possa davvero portare a un obiettivo importante, un obiettivo di conclusione di questi 17 anni. Chiediamo uno Stato che rispetti le comunità locali e che non imponga ma collabori. Ecco, in questo senso secondo me dobbiamo andare. Cioè le risorse devono rimanere nei territori, perché sono i singoli amministratori poi che conoscono i territori. Lasciamo la pagina politica, l'ampia pagina politica, anche se il tema, quello degli anziani, è molto politico. Una importante inaugurazione oggi all'ISRA a Treviso. Nuove cucine, ampliate, moderne e tecnologiche, e anche un nuovo spazio in arrivo a fine gennaio per consentire agli anziani soli che lo vorranno di unirsi agli ospiti dell'ISRA e pranzare in compagnia. Un investimento di 3.800.000 euro, di cui 350.000 finanziati dal Comune con il progetto Pinqua, diventato poi PNRR, che si inserisce nell'ampio progetto di riqualificazione delle aree che vanno da Monigo a San Paolo, da Sant'Abona a San Liberale, e che si era reso necessario dopo 19 anni di funzionamento del precedente impianto di via San Martino. Dai circa 750.000 pasti l'anno che producevamo sul vecchio centro cultura, con questo nuovo passiamo a 1.100.000. Praticamente vuol dire che da 2.000 pasti al giorno passiamo a 3.000 pasti al giorno. Mi piace anche ricordare che 73.000 pasti l'anno vengono dati a domicilio, a servizio a domicilio. Questo servizio è iniziato nel 2017
e sta sempre più prendendo piede, perché purtroppo gli anziani soli a casa sono sempre di più. Macchinari all'ultimo grido e completamente gestibili anche da remoto, un fiore all'occhiello che amplia le capacità anche delle preparazioni di chi segue diete particolari. Frullatori da quasi 12 litri, per cui macchine imponenti e importanti. Giustamente sono anche macchine che tecnologicamente hanno allarmi e sensori a tutti i livelli, per cui gli operatori sono messi sempre in prima persona. A breve arriverà anche una copertura con impianto fotovoltaico, ma soprattutto a fine gennaio sarà aperta a pranzo anche una sala per anziani esterni e desiderosi di compagnia. Abbiamo partecipato, abbiamo proposto di fare una sala mensa per gli anziani che vivono solo nel quartiere, che nel momento del pranzo, che è un momento importante di socialità, se sono soli possono venire a consumare i pasti da noi dentro Isra. Per noi è un discorso che ci lega ancora di più al quartiere, ecco, perché il centro servizi anziani deve essere sentito come un luogo del quartiere. La tutela degli anziani resta uno dei punti cruciali dell'amministrazione, che sempre di più fa i conti con una popolazione che invecchia, ma che vuole farlo nel migliore dei modi. Noi vogliamo che gli anziani a Treviso stiano bene, che vengano seguiti, ben curati, come se fossero i nostri genitori. Oggi ci siamo concentrati sul cibo, quindi una cucina di alto livello con delle persone altamente professionali che si occupano di questo, ma poi questa cucina si apre anche alla comunità, prendendosi cura anche di tutte quelle persone che magari hanno qualche difficoltà. Non è sicuramente sola Angela D'Ametto, detta Nonna Pina, perché un'intera città oggi l'ha festeggiata, ha festeggiato i 105 anni. Siamo a Montebelluna. Una vita lunga più di un secolo, attraversata da sacrifici, lavoro, affetti e una forza d'animo che ha segnato intere generazioni. Montebelluna rende omaggio ad Angela D'Ametto, per tutti semplicemente Nonna Pina, che oggi compie 105 anni, circondata dall'affetto dei figli, dei nipoti e dei pronipoti. È contenta? Contentissima. Nata il 19 novembre 1920, Pina è la maggiore di 14 fratelli, una famiglia numerosa dove lei era un punto di riferimento. Eravate davvero tanti, Ma qua a Busta usava anche di sdotto, con nessuna famiglia. Rimasta vedova a 52 anni per la scomparsa improvvisa del marito, non si è lasciata abbattere dal dolore. Ha cresciuto da sola i suoi 4 figli, diventando per tutti loro un esempio di determinazione e dignità. Per oltre mezzo secolo la vita di Pina è stata scandita dal lavoro, prima come contadina, poi come anima di uno dei locali più conosciuti della città, il bar Al Carpen, che gestì insieme al figlio Gino a Montebelluna. Gli stati begli anni che a Montebelluna, sì. Begli anni perché? Perché si guadagnava, poi. La vita non le ha risparmiato dolori. Pina ha affrontato anche la perdita di 2 figlie, un lutto che avrebbe piegato chiunque, ma la sua ironia, la sua fiducia nella vita e la straordinaria tempra l'hanno sempre aiutata a rialzarsi. Oggi Nonna Pina vive serenamente nella sua casetta a Busta, accudita con dedizione dal figlio Gino, che non le fa mancare nulla. Fa ridere anche. E fa ridere, bravo, sì. Ha detto che vuole stare qua ancora 4-5 anni, ha detto non tanto. E questa mattina, per il suo compleanno, la casa si è riempita di fiori, palloncini, parenti e amici. Per renderle omaggio è arrivato anche il sindaco di Montebelluna. Grazie a Nonna Pina e a tutti gli anziani che hanno reso grande la nostra città. Nel sorriso di Nonna Pina, ancora vivace e curioso, c'è la storia di un secolo di vita italiana, la campagna, il lavoro, la famiglia, il dolore e la rinascita, un'eredità preziosa. Io sono orgogliosa e felice di avere una nonna così, fantastica, speciale, unica. Cinzia, Al prossimo anno. Sì, il prossimo anno neanche a parlare. Davvero complimenti a Nonna Pina, a Angela, o meglio Nonna Pina, auguri anche da tutti noi, e quindi ci rivediamo l'anno prossimo per i 106 anni. Prima di passare a Belluno, vi ricordo che oggi è stato, abbiamo visto nel telegiornale di Venezia, è stato aperto il ponte votivo per la festa della Madonna della Salute, che resterà percorribile fino a domenica 23 novembre. È un appuntamento importante, tutti i fedeli del Veneto, quindi anche di Treviso, e venerdì alle 9:45 in diretta vi racconteremo
ovviamente la festa della Madonna della Salute con la messa ai nostri inviati Filippo Foiso e Lorenzo Maier, quindi segnatevi venerdì dalle 9:45 in diretta per la festa della Salute. Adesso noi andiamo nel Bellunese. E ripartiamo dalla cronaca. 2 giovani del Basso Feltrino sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di estorsione. Secondo quanto emerso dall'indagine, la coppia cedeva sostanze stupefacenti ma non si accontentava del corrispettivo pattuito. Con reiterate minacce e percossi, i due infatti riuscivano a farsi consegnare svariate somme di denaro. Ricevuta la denuncia di un ragazzo del comune di Setteville, vittima delle angherie dei 2 giovani, i carabinieri hanno teso loro una trappola organizzando un appuntamento a cui il Feltrino si è presentato debitamente sorvegliato e protetto a distanza dai militari. L'arresto è scattato in flagranza. I 2 giovani sono stati posti ai domiciliari e ora sono in attesa dell'interrogatorio di garanzia. E poi torniamo a parlare del tema del lavoro, la crisi nera alla ceramica e Dolomiti di Borgo Valbelluna con gli 80 esuberi dichiarati. Oggi giornata di assemblee con i lavoratori. Sono state sicuramente delle assemblee estremamente complicate, con le persone ovviamente gettate anche un po' nello sgomento per una storia che continua a essere infinita. Alla prova del 9 pure le élite dell'industria veneta, autorappresentate come i garanti della rinascita del patrimonio industriale della ceramica dolomite, hanno bucato i loro piani. In poco più di 3 anni dal rilancio dello storico stabilimento di Borgo Valbelluna, gli scricchiolii hanno aperto voragini e oggi la situazione è davvero di crisi dichiarata. Al capezzale della ceramica c'è Maurizio Castro, indicato al tavolo ministeriale la scorsa settimana per la riorganizzazione aziendale che non può prescindere dalla ristrutturazione dell'azienda. Il dettame del piano industriale è rappresentato dall'individuazione di 80 esuberi, la rimodulazione completa, come dire, dei processi industriali e lo spegnimento di un forno in termini di risparmio energetico e anche l'eliminazione della contrattazione di secondo livello. Assieme ai lavoratori, le organizzazioni sindacali hanno già deciso una giornata di sciopero per il prossimo 27 novembre, nel giorno in cui è prevista la riunione del Consiglio d'amministrazione della Ceramica Dolomite. Ci sono grandi preoccupazioni, c'è un atteggiamento condivisibile di preoccupazione, rispetto al quale noi vogliamo esortare l'azienda ad aprire alle parti sindacali con un confronto vero nel merito per riuscire a migliorare un piano industriale che, se da un lato capiamo essere necessario vista la situazione aziendale in cui Ceramica Dolomite versa, riteniamo debba aprire ad un confronto vero con le richieste che vorremmo e stiamo avanzando. Da maggio 2022 in poi alla ceramica si sono susseguiti 5 amministratori delegati e altrettanti responsabili commerciali, e questo la dice lunga a fronte della missione di responsabilità assunta per il rilancio dell'azienda e soprattutto dello storico marchio. Ad oggi solo Rossi Luciani con l'omonima finanziaria e Del Vecchio con Delfin hanno intenzione di andare avanti, mentre pur restando nella cordata non avrebbero manifestato volontà di iniettare capitali né Marchi né Zago, rispettivamente di Banca Finint e di Zafin. Intanto oggi a Trichiana hanno scioperato i lavoratori della Deimos, azienda attiva nel settore dell'arredamento da esterno. La proclamazione dell'astensione dal lavoro è stata proclamata dalla CISL a causa del deterioramento delle relazioni sindacali interne e per presunti atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei lavoratori. Tra gli esposti alle RSU anche quello che riguarda le condizioni lavorative, con le maestranze costrette a operare in turno senza il riscaldamento da diverse settimane. Abbiamo visto oggi a Padova l'assemblea di ANCE Veneto, ieri sul palco del Palageox, ieri nel Bellunese anche il sopralluogo di Matteo Salvini per verificare lo stato delle opere olimpiche a Cortina. Le Olimpiadi non sono solo un grande evento sportivo, ma lasceranno sul territorio, in Veneto, in Lombardia e in tante parti d'Italia, dei miglioramenti per i prossimi 50 anni. La stazione di Belluno ne è un esempio. 15 milioni di euro per un cantiere avviato nel 2024 che sarà consegnato a fine gennaio per restituire a Belluno una stazione ferroviaria moderna, accessibile e funzionale.
Autorità, maestranze, forze dell'ordine, tutti schierati per l'arrivo del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, aggiornato da RFI sullo stato di avanzamento dei lavori di quella che è considerata la cerniera di collegamento con la città. Niente barriere architettoniche, per garantire ad esempio qua 300 posti bici, per permettere l'intermodalità 2 ruote e ferro, e poi per migliorare, ammodernare, trovare degli alloggi per la polizia ferroviaria. Insomma, le Olimpiadi non sono solo la pista di uovo. Complessivamente il progetto stazioni di RFI, finanziato grazie al decreto Olimpiadi, vale più di 50 milioni di euro. Oltre a Belluno si lavora a Feltre, Ponte nelle Alpi e Longarone. Alla stazione di Belluno in particolare vengono realizzati 4 ascensori, 3 di questi a servizio delle banchine e 1 per il collegamento fra la stazione e Viale Internati e Deportati. Inoltre interventi per adeguamento sismico e consolidamento dell'esistente nel fabbricato viaggiatori, riqualificato esternamente grazie a un'intesa con la soprintendenza, costruzione di una velostazione al posto dell'ex bocciodromo per consentire il parcheggio di bici e motorini, rifacimento del sottopasso. Ci sarà da attendere fino alla fine del 2027 invece per il restyling del piazzale, frutto di un'intesa fra RFI e enti territoriali, Comune, Provincia e Dolomiti Bus. Per non impegnare eccessivamente l'area durante le Olimpiadi abbiamo deciso di avviare i lavori subito dopo la fine delle Olimpiadi, quindi il lavoro sul piazzale esterno impegnerà 1 anno e mezzo circa, contiamo di finirlo intorno alla fine del 2027. Il prossimo passo è firmare un protocollo d'intesa proprio per dare avvio a questi lavori. A stazioni riammodernate però bisognerà decidersi una volta per tutte a considerare il treno un mezzo di trasporto pubblico all'altezza delle richieste dei bellunesi. I cantieri li abbiamo aperti in tutta Italia, da Belluno a Milano a Palermo. Ci sono 1300 cantieri aperti per sistemare la rete, renderla più moderna, più sicura, più efficiente. È chiaro che se hai 1300 cantieri aperti devi avere dei rallentamenti, però a cantieri chiusi avremo la rete ferroviaria più efficiente d'Europa. Questo sicuramente, poi parlando sia col sindaco che col presidente della provincia non mancano anche le sfide future. Nuovo argomento, parliamo di nuovi alpini, 140 a Trieste hanno ricevuto il cappello con la penna dopo l'addestramento ad Aosta, c'era anche il bellunese Gabriele De Zolt. Io avevo mio nonno che era negli alpini, lui è sempre stato un grande appassionato di montagna, anche quando ero piccolo mi portava sempre sui monti con lui. Allora da lì ho preso un po' la passione. Una passione che è diventata missione per Gabriele De Zolt, giovane alpino comeliano di origine che da pochi giorni, al termine di 12 settimane di addestramento al centro di addestramento alpino di Aosta, ha ricevuto il cappello con la penna, il caratteristico copricapo che segna l'appartenenza alle truppe alpine, che è storia e tradizione. Per me ricevere il cappello alpino è un'emozione incredibile perché mi sento parte di una grande famiglia, mi rende molto orgoglioso. E anche il ricordo di mio nonno, che mi ricordo quando ero piccolo giravo col suo cappello alpino giocando. La cerimonia di consegna del cappello alpino si è svolta a Trieste nella splendida piazza Unità d'Italia e sancisce la fine di un impegnativo percorso fisico e tecnico durante il quale i 140 aspiranti hanno appreso le tecniche per vivere, muoversi, combattere e soccorrere in ambiente montano. I neoalpini sono stati assegnati ai reggimenti delle Brigate Taurinense e Iulia, dove è iniziata la loro vita operativa nelle specialità di fanteria alpina, artiglieria da montagna, genio e reparti logistici. Per l'alpino Gabriele De Zolt il coronamento di un sogno sostenuto dalla sua famiglia. Alla cerimonia erano presenti mio padre, mia madre, mia sorella, quella più piccola, e mia nonna. Quindi sono stati tutti molto felici, erano orgogliosi. Mia nonna ha pianto tanto perché anche lei per il nonno era molto contenta e avrebbe voluto che fosse qui anche lui. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci.